E quindi la finale di Coppa Italia sarà Inter-Lazio o Lazio-Inter. Buongiorno ragazzi, bentornati su Calcio Espresso. Ieri si è giocata la semifinale di Coppa Italia fra Atalanta e Lazio e non è stata una partita bellissima, una partita spumeggiante un po' come quella che è stata con l'Inter e il Como. Una partita un po' più bloccata, l'Atalanta che ha provato a fare la partita, ha provato a mettere alle corde la Lazio che cercava invece di difendere con blocco basso e di ripartire in contropiede. Dalle statistiche che ho recuperato, gli expected goal dell'Atalanta infatti portano a 1,98 contro lo 0,78 della Lazio. Il primo tempo ci provano le due squadre a sbloccarla un pochettino. Motta è croce e delizia all'inizio perché fa molti errori tecnici, molti passaggi errati, invii errati e quant'altro. Nel secondo tempo la trama del gioco, la trama della partita rimane la stessa, fino a che non succede un qualcosa. Raga, settimana scorsa, nella giornata di campionato, è stato tolto un gol della Cremonese contro il Torino per un presunto fallo di Baschirotto sul portiere, su Paleari, che era in possesso palla. Qui, raga, onestamente, ditemi voi nei commenti, anzi approfitto ragazzi, mi raccomando, fate crescere il canale, mettete like, fate girare l'algoritmo, iscrivetevi ai nostri canali social, iscrivetevi su YouTube, fateci sapere anche la vostra cosa ne pensate qui sotto nei commenti. E io vi dico che onestamente non l'ho capita. La decisione del VAR di richiamare l'arbitro per andare a rivedere l'azione del gol di Ederson, se non sbaglio, non l'ho capita, perché lì io non lo vedo sto fallo di Krstovic su Motta, non lo vedo, lui non è in possesso palla, anzi secondo me è stato abbastanza furbo Krstovic a mettere quel piedino e spostare la palla proprio quel secondo prima che Motta arrivasse in possesso. Prima c'è questo fallo di mano di Mario Chila, ma per me quello non era un fallo di mano, è un'autogiocata, perché Ghila va a spazzare via il pallone e causalmente il pallone va sul braccio. Quella è un'autogiocata che purtroppo è involontaria, quindi per come è il regolamento, quello non è rigore, non è fallo di mano. Ma quello che non capisco, non trovo nessun ragionamento, è come si fa a dare fallo contro all'Atalanta, fallo contro a Krstovic, proprio perché Krstovic il fallo non lo commette. Lì Krstovic anticipa in questa sorta di rimpallo fra i giocatori della difesa della Lazio, fra Motta che non riesce a mettere le proprie mani sul pallone. Krstovic anticipa il movimento, anticipa il controllo della palla, mette la punta sulla palla, la palla arriva a Ederson che insacca. 5 minuti vengono persi per prendere questa decisione. Decisione del VAR, decisione dell'arbitro che va a rivedere l'azione richiamata dal VAR, annullamento del gol e fallo contro l'Atalanta. Non lo so, per me, onesto, non lo vedo sto fallo. Ricatapultati davanti, quindi si ritorna nuovamente a giocare, palla riscodellata da fallo per la Lazio. Dopo un po' di minuti il canovaccio della partita rimane sempre lo stesso. L'Atalanta rischia parecchio con Scalvini, che anche lì c'è una sorta di tocco con la manina, però su un'azione di Noslin che poi è come se avesse dato una sorta di come se avesse avuto il vantaggio Noslin. Prima non si ferma, non richiama l'arbitro, continua la giocata, continua la sua azione, butta alle stelle il pallone e poi richiama l'arbitro perché guarda che c'è fallo di mano. No, fratello mio, se c'è fallo di mano tu ti fermi e dici guarda, catuccata, non è che poi ti prendi una sorta di autovantaggio. Anche quello lì io non lo vedo come fallo di mano, fallo da rigore.
Succede poi che la Lazio passa in vantaggio all'86esimo, se non sbaglio, 84esimo, 86esimo, su per giù quel minuto lì, passa in vantaggio da un angolo calciato, e la difesa dell'Atalanta, Jim City, onestamente non ha quella marcatura ferrea su Romagnoli, e Romagnoli insacca. Pronti via, però dopo il gol, dopo l'1-0 della Lazio, anzi lo 0-1, Pasalic, queste sono le sue partite. Pasalic, che era subentrato a De Ron, con una leggera deviazione di un difensore della Lazio, porta subito dopo 2 minuti il pareggio. E qui si riapre nuovamente la partita, si riapre un po' tutto, però si va ai tempi supplementari, perché non succede nulla, tranne la sliding doors della partita, cioè la parata enorme di Motta su un colpo di testa di Scamacca, che era entrato al posto di Krstovic. Sul colpo di testa di Scamacca, Motta fa un colpo di reni assurdo in controtempo, va a deviare la palla con la mano di richiamo quel tanto che basta per portarla sul palo e là far finire la partita ai tempi regolamentari. Una parata fenomenale, lì che Motta aveva un pochettino fatto un po', non aveva fatto una bellissima prestazione, ma là c'è la sliding doors. Là c'è la sliding doors di questo portiere, che secondo me dopo ieri ha avuto più consapevolezza dei propri mezzi, perché poi se arriva tempi supplementari, primo tempo supplementare, secondo tempo supplementare, succede poco e nulla, si arriva ai rigori e ragazzi, Motta para, non è che tu dici vabbè, è sbagliato, para 4 rigori su 5 ai giocatori dell'Atalanta. Quei 4 rigori su 5 parati da Motta portano la Lazio in finale di Coppa Italia e affronterà l'Inter per giocarsi un trofeo. La Lazio che viene da una stagione travagliata, lo sappiamo, ne abbiamo anche parlato nelle nostre live, nei nostri video, è una boccata d'ossigeno, e si sono aggrappati a un ragazzo di 22 anni che gioca titolare perché Provedere si è fatto male. Gioca titolare perché sono stati venduti, è stato venduto a gennaio il secondo portiere, è arrivato sto ragazzo di 22 anni. Si è trovato catapultato a giocarsi, a giocare partite importanti da titolare della Lazio. E perciò dico che è una sliding doors, perché dopo questa partita lui prende molto più consapevolezza di quello che è, perché è veramente forte, è molto, molto interessante, 22 anni, anche se noi fortunatamente la fabbrica di portieri italiani ha sempre funzionato. Il problema sta centrocampisti e attaccanti che scarseggiano parecchio. E quindi sarà Lazio-Inter, dicevo ragazzi, sarà una bella finale. Sarà una bella finale perché sulla carta l'Inter è la strafavorita, anche perché Chivu e la squadra di Chivu e i giocatori, oltre al campionato che è stato stradominato, non possiamo dire nulla, vorranno portare un altro trofeo per rafforzare la propria, scusate il gioco di parole, la propria forza, il proprio dominio in Italia. Mentre la Lazio, però, attenzione, perché la Lazio sì, ha fatto poco in campionato per tanti motivi, ma si ritrova ad essere catapultata in una finale di Coppa Italia, in una finale che comunque ti porterebbe un trofeo e ti porterebbe ad accedere soprattutto a una Coppa Europea dell'anno prossimo, cosa che adesso in campionato tu non puoi arrivare, perché c'è una distanza abissale dalle zone Europa. Quindi attenzione a sottovalutare la Lazio, attenzione a sottovalutare questa partita, attenzione a sottovalutare questa finale, attenzione a sottovalutare Sarri, perché potrà dare le giuste convinzioni, motivazioni ai giocatori. E la Lazio secondo me metterà in difficoltà l'Inter. Bene raga, fateci sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti e noi ci vedremo al prossimo video. Mi raccomando, seguiteci e lasciate un like. Forza Napoli sempre, mi raccomando.